Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, lunedì 14 aprile. Apriamo con una notizia di politica. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni dell'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, l'agrigentino onorevole Roberto Di Mauro. Al suo posto il governatore ha designato Francesco Colianni, che giurerà domani alle 15 davanti all'Assemblea regionale siciliana. Ringrazio l'onorevole Roberto Di Mauro per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo all'attività della giunta di governo in settori strategici, ha dichiarato il governatore Schifani. Il nuovo assessore Francesco Colianni proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo. Con la Domenica delle Palme entrano nel vivo le manifestazioni dedicate alla Santa Pasqua. Ieri grande partecipazione a grotte alla rievocazione storica dell'entrata di Gesù a Gerusalemme a seguire la Santa Messa solenne presso la Chiesa Madre. Noi eravamo sul posto. Sindaco, oggi inizia la settimana della Pasqua a Grotte con tantissime iniziative. La Domenica delle Palme stiamo vedendo una rappresentazione storica. Sì, Pasqua è la nostra festa per eccellenza, un importantissimo momento identitario che rappresenta quella che è la cultura e le tradizioni del nostro paese. In realtà sono non 7 ma 10 giorni di rievocazione storica, di festa, un momento importantissimo per il nostro paese che vede la presenza non solo dei cittadini ma di tanti emigrati che tornano da fuori e di tantissime altre persone che non solo dalla provincia di Agrigento ma all'intera Sicilia vengono a visitare il nostro paese. Infatti sono migliaia le presenze che alla fine registreremo in questa settimana. Dicevamo tanti momenti di rievocazione storica che sono partiti in realtà da venerdì, proseguono oggi per poi arrivare a domenica con il tradizionale incontro e poi la sera con il tradizionale spettacolo musicale che allieta come ogni anno la nostra festa. Naturalmente mi sento di fare i migliori auguri a tutti i miei concittadini. La festa di Pasqua è la festa più importante, la nostra festa, la nostra tradizione e quindi anche quest'anno spero che sia un momento intenso come sempre, anche sotto l'aspetto naturalmente religioso, ma che sia un momento di serenità per tutti i nostri concittadini. È un grande momento di festa. Poi ci tenete tanto a mantenere questa tradizione a Grotte? Assolutamente, ormai sono tantissimi gli anni che viene riproposta questa nostra festa, è la nostra festa, la festa per ogni paese ha un momento identitario e questo è il nostro. Ecco, stiamo vedendo delle figure antiche, brevemente ci faccia una ricostruzione. Assolutamente, Grotte innanzitutto la Pasqua va avanti anche grazie all'Associazione dei Giudei, un'associazione che vive da tantissimi anni, che grazie al supporto naturalmente dell'amministrazione comunale, ci sono tantissimi personaggi, dai centurioni romani a tutti i personaggi che naturalmente sono presenti nella storia, nel caso specifico della passione di Cristo. Oggi partiamo con l'ingresso di Gesù sull'asinello, poi proseguiremo nel corso della settimana anche con le 2 processioni, il giovedì e il venerdì, ci sarà l'ultima cena, la revocazione del pentimento di Giuda, diverse anche le revocazioni che riguardano naturalmente la Madonna, in particolare la Madonna addolorata, per poi arrivare la domenica con l'incontro, con il tradizionale incontro di Gesù con la Madonna. E grazie a questi ragazzi che tra l'altro bisogna sottolineare che si sono nel corso degli anni naturalmente cambiano, i personaggi rimangono sempre gli stessi ma cambiano gli interpreti, e devo dire che una cosa importante è la Pasqua dei piccoli, perché noi già educhiamo e indirizziamo i nostri bambini già a realizzare le prime recite, noi le chiamiamo così, fin da bambini, questo per portare avanti le tradizioni, per portare avanti quella che è la cultura del nostro paese. In realtà è la ricostruzione storica di una Pasqua che esiste da un centinaio di anni. È un insieme di persone che tutto fanno nella vita fuorché teatro, che si riuniscono durante il corso di questa settimana attingendo a un testo quale l'Orioles, che è della seconda metà del Settecento, e si ricostruisce tappa dopo tappa per tutta la settimana santa le vicende legate alla passione, morte e risurrezione di Cristo. Credo che sia una Pasqua molto antica, molto particolare,
perché è una Pasqua molto fonemica, molto legata ai suoni. E quindi per me è stato un gran piacere, un onore, visto che a Grotte ci sono cresciuto oltre che nato. Ed è un piacere quest'anno aver potuto dare una mano a mettere tutto in scena. Ecco, ora cosa vedranno le persone ora? Oggi c'è la ricostruzione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quindi vedrete arrivare Cristo sul dorso di un asinello con i suoi apostoli, che verrà immediatamente fermato da Caifa e dai soldati del Tempio. Inizia la settimana di Passione. Ecco, tutta la settimana ci saranno tante iniziative a Grotte, no? Sì, praticamente ogni giorno c'è qualcosa, anche perché l'associazione gruppo che gestisce questa festa ha avuto l'intelligenza di dotarsi di un vivaio, di una scuola che trasmette ai più giovani la maniera che è tipicamente grottese di recitare questi testi, che ripeto sono testi del Settecento, quindi non sono proprio facilissimi. Però a Grotte si è creato questo riciclo per cui lunedì, martedì, mercoledì ragazzi dalle scuole elementari alle medie ripetono il testo, poi da giovedì tornano in scena gli adulti. Quindi un motivo in più per venire a Grotte. Ma direi proprio di sì. Domenica delle Palme a Grotte è importante, si festeggia una tradizione che continua, anche lei dà il suo contributo con la Santa Messa che si terrà più tardi. Sì, siamo più che contenti e noi continueremo come tutti i paesi di continuare le tradizioni, di riprenderle nella gioia del Signore. Ritrovarci in piazza è la migliore chiesa che ci può essere, una chiesa all'aperto, una chiesa senza confini, una chiesa che si spalanca allo Spirito Santo. E quindi noi siamo qui e io cerco di fare quello che è mio possibile, di dare l'abbraccio, la stretta di mano, comunicando la gioia della vita, la gioia dello Spirito Santo. Anche a chi si sta seguendo la trasmissione auguro la benedizione e dovunque vi troviate sappiate che c'è speranza per tutti, negli ospedali, casa di cura, carcerati, gente che è abbandonata, bambini dimenticati, c'è una speranza, c'è una parola di forza e di fiducia che viene da questo Cristo crocifisso. Auguri e buona festa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E auguri anche a voi che trasmettete. Anche a Raffadali partecipate alla processione della Domenica delle Palme, abbiamo sentito in merito Donaldo Sciabarrasi, parroco di Raffadali. Certamente un significato molto importante e fondamentale per il nostro essere cristiani e seguaci del Signore. Abbiamo accolto anche noi con il ramoscello d'olivo e le palme l'entrata di Gesù a Gerusalemme, che significa poi quella Gerusalemme che l'accoglierà nella sua passione, morte e risurrezione. E anche noi questa mattina abbiamo voluto ricordare questo grande evento. Ha un significato perché la festa, la gioia, la benedizione delle palme, il ramoscello d'olivo, anche segno della pace in questi tempi molto tristi, dove ci sono tante azioni di guerra, di violenze di qualsiasi tipo e genere, certamente assume un significato anche di riflessione. E attraverso questa giornata che ci introduce alla Settimana Santa possiamo veramente gustare e vivere tutto quello che Gesù ha fatto per noi ed è morto sulla croce per la nostra vita e per la nostra salvezza. Sabato in tutta Italia è partita ufficialmente la campagna per promuovere i 5 referendum indetti dalla CGIL che saranno votati l'8 e 9 giugno prossimi. Centinaia di iniziative che si sono svolte in tutta Italia, tra queste anche la nostra Agrigento a San Leone in Piazzale Giglia. Le interviste. Segretario, oggi la CGIL scende in piazza insieme a tantissime altre piazze d'Italia
per manifestare, più che manifestare, ecco, spiegare le ragioni del prossimo referendum che si terrà l'8 e 9 giugno. Ecco, perché votare sì al referendum? Per abolire la precarietà, per abolire gli abusi nei posti di lavoro, per facilitare la cittadinanza a chi nasce in Italia, lavora, paga le tasse. 8 e 9 giugno andare a votare significa decidere il proprio futuro. Non è più tollerabile oltre 1000 morti all'anno nel nostro paese, 50.000 denunce di incidenti sui posti di lavoro, contratti a termine a vita. Ecco, se si va a voto, i cittadini se vanno a votare e vincono i sì, dall'indomani 5 norme, quelle che ho già detto, cambiano e questo significa un lavoro di dignità. Non si può più licenziare senza una giusta causa. Le aziende che vogliono licenziare, ci sono le norme che gli consente di farlo, ma non più licenziare solo perché un lavoratore si difende i propri diritti. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti non può essere pagato con un importo forfettario, saranno i giudici a decidere. Oggi una grande manifestazione popolare di festa, di gioia, sono previsti diversi interventi musicali, un modo anche per coinvolgere la gente in piazza. Sì, la CGIL ha deciso in Italia di presenziare il territorio in 120 città italiane, appunto, per illustrare le ragioni della nostra scelta. Guardi, è la prima volta che un sindacato promuove dei referendum, ma alla fine la CGIL ha deciso che non può tirarsi indietro. Laddove la politica non vuole dare dignità ai lavoratori e ai cittadini, noi abbiamo avvertito l'esigenza di provare a dare questo strumento in mano ai cittadini e con 5 milioni di firme c'è stata una grande risposta della gente. Oggi, l'8 e il 9 giugno, si può decidere il proprio futuro. La CGIL, secondo gli ultimi dati, resta il primo sindacato in Italia. Sì, abbiamo avuto anche quest'anno un'ottima soddisfazione dove noi cresciamo in un mondo del lavoro frammentato, dove è difficile raggiungere i lavoratori, con un mondo del lavoro in crisi. E nonostante ciò noi aumentiamo gli iscritti e, cosa molto importante per noi, aumentiamo tra i giovani ma anche tra gli extracomunitari. Questo significa che la CGIL è vicino ai lavoratori, è vicino ai deboli, è vicino a tutti coloro che vogliono essere difesi nei propri diritti. Ecco, i comitati sono partiti, c'è un coinvolgimento, diciamo, generale in provincia e oggi qui a San Leone. Anche San Leone fa parte delle tante città italiane dove si spiegheranno in un momento di gioia e di festa le ragioni per votare sì al referendum. Sì, parte appunto oggi la campagna referendaria per promuovere i punti oggetto del referendum per cui siamo chiamati a votare l'8 e il 9 giugno e questo è un'occasione per noi, un'occasione sì di festa ma anche per un momento per confrontarci, per promuovere, per discutere appunto di lavoro, di cittadinanza, di tutela sul lavoro, di lotta alla precarietà che sono appunto i punti oggetto del nostro referendum. I comitati cittadini sono partiti, inizierà proprio da oggi questa campagna per noi in tutta la provincia, nella speranza di far arrivare il nostro messaggio e far capire l'importanza del voto dell'8 e del 9 giugno. Presentata sabato scorso presso Casa Barbadoro alla presenza del presidente Marcello Giavarini di Ecogreen e il presidente dell'ACI di Agrigento Tommaso Bellanca, un'alleanza tra la società energetica e l'Automobile Club, una partnership innovativa pensata per offrire ai soci ACI vantaggi esclusivi nel settore dell'energia e della mobilità sostenibile. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Presidente, oggi si firma questo accordo di sostenibilità fra Ecogreen e l'Automobile Club della Sicilia. Ecco, gli obiettivi di questo accordo? Gli obiettivi sono vantaggiosi per le famiglie e per le utenze, in quanto diciamo che da adesso anche gli utenti, i punti vendita ACI, potranno vendere oltre ai servizi Automobile Club, potranno vendere anche luce e gas, un vantaggio sia per gli automobilisti che anche per le famiglie.
Ecco, il programma di espansione di EcoGreen non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia sta avendo ottimi riscontri. Voi investite anche sul sociale, sullo sport, su tante iniziative diciamo importanti nella società. Gli investimenti che facciamo nello sport e sul sociale sono un po' paralleli, lo facciamo perché è una mia vocazione questa. Invece per quanto riguarda il business plan, gli investimenti che abbiamo adottato 2 anni fa stanno dando un riscontro positivo, cioè aprire in tutta Italia degli store, dei negozi che ci portano a essere vicino alla clientela, vicino alla cittadinanza, dove le fatture, le bollette sono trasparenti e chiunque può andare nel negozio, non con il call center dove nessuno ti dà attenzione, e questa è stata una scelta vincente. Voi puntate anche sulle comunità energetiche. Sì, ne abbiamo una in essere, posso dire che probabilmente sarà aperta all'inizio del prossimo anno e anche forse la città. Ecco, i vantaggi di questa comunità. I vantaggi sono economici, cioè tutte le famiglie vicino alla comunità energetica e che aderiscono alla comunità energetica avranno uno sconto sulla bolletta che farà parte lo Stato, se ne farà parte. E volevo presentare anche un pilastro portante, cioè mio figlio Emilio Giavarini, che assieme a lui nel 2000 abbiamo avuto l'idea di fondare l'EcoGreen. Il nome infatti l'ha scelto Emilio e anche il simbolo, il nostro logo, è frutto di Emilio. Prego. La spina collegata alla foglia che appunto indica energia proveniente da fonti rinnovabili. Ecco, un giovane che si approccia al settore energetico oggi, con quale prospettive lo fa? Ovviamente ci sono le difficoltà del settore, essendo anche un settore nuovo per noi. Provenivamo dal settore, papà proveniva dal settore petrolchimico, ma con la giusta squadra e col giusto approccio si riescono a sormontare tutte le difficoltà. Presidente, parliamo di questo accordo sulla sostenibilità dell'energia elettrica che avete firmato o sottoscritto con EcoGreen. Sì, spesso l'Automobile Club viene visto come un ufficio per il solo pagamento del bollo, quella tassa odiata da tutti gli italiani, ma così non è. L'ACI ha diverse mission e tra queste, oltre a quella della sicurezza stradale, anche quella della tutela dell'ambiente. E oggi abbiamo voluto sottoscrivere, ringrazio il Presidente Giavarini per aver sposato l'idea, abbiamo voluto sottoscrivere questa convenzione che dà una garanzia per quella che è la tutela dell'ambiente, ma soprattutto dà dei vantaggi ai nostri soci, ai nostri associati che sono oltre 1.200.000 soci in tutto il territorio nazionale. Aver avuto la possibilità di una convenzione con un prezzo dedicato esclusivamente per i soci dell'Automobile Club di Agrigento e per gli Automobile Club che aderiranno a questa iniziativa è secondo me un grande risultato che spero possa portare un proficuo lavoro per il futuro. Quindi il frutto di un lavoro intenso che c'è stato anche a livello manageriale, quindi i soci ACI possono soffrire di un trattamento particolare verso EcoGreen. Sì, diciamo che la tessera dell'ACI è una tessera non legata all'auto ma legata alla persona e alla famiglia. I nostri soci ACI hanno diversi vantaggi oltre a quello che può essere l'auto sostitutiva o l'auto del soccorso stradale, ma hanno numerosi vantaggi. Noi dell'Automobile Club di Agrigento abbiamo voluto dare un vantaggio ulteriore ai nostri soci dedicandogli una tariffa agevolata per quello che è Enel Gas e Luce, e questo lo abbiamo potuto fare grazie alla disponibilità di EcoGreen. In arrivo 1 milione di euro dall'assessorato alle autonomie locali per i lavori di rigenerazione urbana, in particolare destinato alla copertura del tetto del Teatro Pirandello, al Museo Civico e al Collegio dei Filippini. La nota dell'assessore Principato. Il dirigente generale dell'assessorato alle autonomie locali della regione siciliana ha concesso al comune un contributo straordinario pari a 1 milione di euro. L'amministrazione aveva previsto di utilizzare le risorse come cofinanziamento della riqualificazione edilizia residenziale e rigenerazione urbana del rione Santa Croce, Rabatedo, ma pur risultando ammissibile la proposta non era stata finanziata dal Ministero.
Quindi, preso atto della disponibilità residua del contributo, attraverso un atto di indirizzo l'assessore al ramo si è proposto di riprogrammare l'utilizzo per nuovi interventi nel centro storico coerenti con le finalità originarie. Quindi si è deciso di accedere al finanziamento regionale con delibera approvata dalla Giunta relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello e alla realizzazione di un nuovo bagno per disabili, lavori di messa in sicurezza del museo civico, piano terra e verifica solaio, adeguamento dell'identità visiva, pannellistica nell'ex collegio dei Padri Filippini, piano terra e primo piano, e sostituzione e posa in opera di nuovi faretti nell'ex collegio dei Padri Filippini, piano terra e primo piano. Questa scelta strategica, dichiarato l'assessore Principato, si inserisce nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino in occasione di Agrigento Capitale 2025 e contribuisce a restituire la piena funzionalità e attrattività a luoghi simbolo della nostra identità, potenziandone l'accessibilità, la fruizione e la visibilità nazionale e internazionale. Si è parlato dei disturbi dello spettro autistico nella sala Geraci dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Agrigento, presieduto dal presidente Santo Pitruzzella, con diversi relatori che hanno affrontato la tematica offrendo ai presenti nuovi spunti per relazionarsi con i pazienti. Il servizio. Si è parlato dei disturbi dello spettro autistico nella sala Geraci dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, con diversi relatori che hanno affrontato la tematica offrendo ai presenti nuovi spunti per relazionarsi con i pazienti. Abbiamo organizzato un corso come ogni anno sul disturbo dello spettro autistico ed è quasi istituzionalizzato e l'ordine sente il problema e cerca di sensibilizzare sempre di più la popolazione e sensibilizzare i familiari verso questo disturbo per essere il più veloce possibile, aiutare e sottoporlo al pediatra prima o al medico di medicina generale il bambino che può avere comincia a dare qualche segnale, perché prima si arriva alla diagnosi e sicuramente i risultati saranno migliori. Il nostro compito è quello di sensibilizzare la famiglia prima, ma soprattutto le istituzioni, perché a volte sono invisibili, ma non possiamo lamentarci fino alla scuola media, dove ancora sia la famiglia che la scuola fa tanto, ma dopo l'adulto, diciamo, è l'adulto il nostro problema e il mio cruccio, perché l'adulto diventa invisibile e dobbiamo essere da pungolo verso lo Stato, perché lo Stato non può con una pensione di invalidità civile risolvere il problema, ma il problema lo risolve creando tutte quelle strutture che possono portare a migliorare sempre di più il ragazzo con il disturbo dello spettro autistico, creando, perché ad oggi noi non abbiamo un campo di calcetto per gli autistici o una piscina per gli autistici, quindi bisogna creare tutte quelle strutture per poter migliorare questa condizione. Oggi è una giornata importante qui all'Ordine dei Medici perché abbiamo l'opportunità di parlare ad un uditorio di addetti ai lavori e di poter illustrare quelle che sono state le ultime iniziative della nostra azienda sanitaria in tema di offerta sanitaria per quanto riguarda i soggetti con disturbo dello spettro dell'autismo. Abbiamo una offerta sanitaria che possiamo dire è sicuramente di elevato livello e che secondo il modello del lifespan, cioè della possibilità di accompagnare il bambino sino alla sua età adulta, di giovane adulto, con una diagnosi precoce ed una presa in carico di tipo riabilitativo che sicuramente è di elevato livello. È una giornata importante per noi perché abbiamo come la possibilità di incontrarci
ormai quasi ogni anno all'Ordine dei Medici per affrontare le problematiche che riguardano il disturbo dello spettro, dalla diagnosi all'intervento riabilitativo. Oggi affronteremo sicuramente un punto molto importante, che è la presa in cura. Presa in cura che significa prendere in cura non soltanto il paziente, ma prendere in cura proprio la persona nella sua vita, cercando di migliorare quella che è la vita all'interno della famiglia, ma anche all'interno della società, del suo ambiente naturale di vita. Alcune cose sono fatte, tante altre cose sicuramente dobbiamo fare per essere vicini alle famiglie che si trovano a volte sole ad affrontare molte problematiche inerenti a un disturbo molto complesso che appunto influisce proprio su tanti aspetti della vita del bambino, della famiglia, ma anche della scuola. Quindi siamo qui per discutere di quello che c'è adesso, c'è oggi, di quello che è stato fatto, ma anche di quello che possiamo fare in futuro. E quindi è un momento molto importante per noi di condivisione di esperienze per creare nuove opportunità. I carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, supportati dal personale tecnico dell'ARPA di Agrigento, hanno eseguito una serie di controlli nelle campagne adiacenti il fiume Palma a seguito dell'anomala colorazione biancastra assunta dalle acque nei giorni scorsi. Con l'ausilio del drone in dotazione al Centro Anticrimine Natura di Agrigento è stato localizzato il punto di viraggio del colore dell'acqua. I militari, risalendo il corso d'acqua, hanno rinvenuto un tubo corrugato in PVC di medie dimensioni, dal quale era in atto lo sversamento di un liquido dall'odore tipico di uova marce, ovvero acqua sulfurea. Sono stati convocati i proprietari dei terreni circostanti e allo stato attuale si è appurato che un conduttore di terreno limitrofo ha incanalato una sorgente di acqua sulfurea, convogliando le acque nel torrente Palma attraverso un sistema che è al vaglio degli investigatori. La denuncia era stata fatta qualche giorno fa dall'associazione ambientalista Mare Amico. Ancora truffa agli anziani, una coppia sciacca, lui 87 e lei 79 anni, ricevono una telefonata. Sono un poliziotto, suo figlio ha provocato un grave incidente stradale a Ribera, bisogna pagare una cauzione per evitare altri guai giudiziari. Per rendersi ancora più credibile al telefono con la coppia, ha urlato un altro uomo che si è spacciato per il figlio, che ha invocato aiuto e soldi. Il padre in automobile si è recato immediatamente a Ribera. La madre, ad un uomo presentato di subito in casa della coppia, ha consegnato 2.000 euro in contanti. Le indagini ovviamente sono in corso. Una conquista di civiltà, il DAP vara le linee guida per i colloqui intimi nelle carceri. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Fissate finalmente le linee guida per stabilire termini e modalità inerenti il diritto all'affettività all'interno del pianeta carcerario, regole atte a individuare i destinatari interni ed esterni per la concessione di colloqui intimi, per fissare il loro numero, la durata, la loro frequenza, con la conseguente determinazione delle misure organizzative interne. Queste, dicevamo, finalmente le linee guida firmate da Rina Di Domenico, facente funzioni di capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e trasmesse ai provveditori, direttori e comandanti di reparto di tutti gli istituti penitenziari italiani. Garantire insomma alle persone detenute l'esercizio del diritto all'affettività, così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale datata ottobre 2024. Come per i cosiddetti colloqui visivi intramurari a cadenza mensile, quelli intimi saranno concessi in ugual numero ed avranno la durata massima di 2 ore. Ne potranno usufruire solamente il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente. Compito di accertamento spetterà al direttore dell'istituto e in alcuni casi all'autorità giudiziaria, ma avverrà in automatico per quanti già ammessi ai colloqui visivi o telefonici. Da una ricognizione del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su dati aggiornati a fine dicembre dello scorso anno, la platea dei potenziali beneficiari sarebbe di quasi 17.000 detenuti. Non ne potranno usufruire coloro sottoposti a regime
regime speciali, vedi il 41 bis e il 14 bis, quanti avranno già usufruito di un permesso nell'anno di riferimento e coloro che avranno commesso almeno un'infrazione disciplinare. Questi ultimi dovranno attendere che passino non meno di 6 mesi. Totalmente esclusi quelli sorpresi con stupefacenti, telefoni cellulari o altri oggetti atti a offendere. Compito dei provveditori inoltre individuare le strutture penitenziarie dotate di locali idonei e adottare misure organizzative per esercitare tale diritto anche in altri istituti della regione diversi da quelli dove si trova il detenuto. Il tutto da consumarsi in una camera arredata con un letto, servizi igienici senza chiusura interna, sorvegliata dall'esterno da personale di polizia penitenziaria adeguatamente equipaggiato per il controllo dei detenuti e delle persone ammesse ai colloqui intimi, nonché per l'ispezione del locale prima e dopo l'incontro. La procura di Agrigento ha disposto il giudizio immediato a carico di un uomo di 34 anni di Favara, già ai domiciliari per maltrattamenti e violenza sessuale a danno dell'ex compagna. Lo scorso 10 dicembre lui avrebbe tentato un approccio sessuale con costrizione e per oltre 2 anni, dal 2020 in poi, anche in presenza dei figli minori, l'avrebbe insultata, minacciata e picchiata, lanciandole addosso in 2 occasioni della candeggina. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 22 maggio. Linea alla regia per la pubblicità. E sabato sera presso l'Hotel dei Pini di Agrigento si è svolto un incontro delle rappresentativi giovanili che stanno partecipando al Trofeo delle Regioni, che la prima volta si svolge nella nostra isola e tra le tappe scelte anche la nostra provincia. Le interviste ai protagonisti. Presidente Lopresti, oggi è una serata importante, i ragazzi si riuniscono, i più giovani, un centinaio qui in provincia di Agrigento, un fatto diciamo per la prima volta, si approfitta anche di Agrigento Capitale della Cultura, la vostra sensibilità di organizzare l'evento qui da noi. L'evento in carattere generale è organizzato in maniera tale da toccare tutte le province della Sicilia. Qui ad Agrigento è un girone che coinvolge le 3 province, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Qui abbiamo circa 300 ragazzi ospiti all'Hotel dei Pini, altri 100 ragazzi sono al Federico II di Enna e utilizzeremo i campi che vanno da Calascibetta a Caltanissetta, ad Agrigento, a Favara, ad Aragona e a Licata. Oggi è partita la prima giornata, abbiamo avuto quindi i primi risultati. Domani il nostro girone si sposterà tra Caltanissetta e Calascibetta, lunedì saremo qui, ritorniamo in provincia di Agrigento utilizzando sia i campi di Aragona che i campi di Favara, quindi una diffusione diciamo territoriale, una presenza su tutto il territorio regionale. Finita questa prima fase, da martedì saremo tutte le squadre che si qualificano, saranno presenti a Giardini Naxos e lì faremo tutta la fase finale, perché la finale maschili saranno tutte al campo di Taormina, la finale femminile sarà a Santa Teresa Riva, quindi avremo come dire, coinvolgimento di tutto. L'impegno è un impegno notevole, abbiamo circa 20.000 ospitalità in questi 10 giorni, un impegno anche economico, turistico, quindi perché muovere circa 3.000 persone, non solo quindi gli atleti ma i familiari e le persone che girano attorno alle squadre di calcio e quindi anche un viatico turistico. Martedì mattina porteremo a fare una visita a tutti questi ragazzi con la tuta alla Valle dei Templi. Io ringrazio il presidente diciamo, del parco, ringrazio il direttore del Sciarratta e Infantino che hanno come dire, acconsentito a questo, visiteranno ecco, la Scala dei Turchi, visiteranno la casa di Pirandello, ecco, diventa anche come dire, un importante momento di sviluppo turistico e di conoscenza di quelle che sono le segno anche di un calcio giovane, vitale, che investe anche nelle serie future. Sì, perché questi sono tutte l'under 15, sarebbero gli ex giovanissimi, l'under 17 gli allievi, la femminile, l'under 19, quindi c'è diciamo un impegno ecco, nel settore giovanile chiaramente e quindi tanti di questi per loro è una vetrina anche perché chissà qualcuno di questi, non sappiamo quanti possono essere, però qualcuno di questi può diventare anche un calciatore del futuro, un ottimo calciatore. Diciamo che sta funzionando tutto bene, finalmente oggi è partito il torneo delle regioni, lavoriamo da luglio, abbiamo organizzato una manifestazione come dire, curata nei minimi particolari, senza tralasciare nulla,
abbiamo coinvolto tutta la Sicilia, quindi 5 gironi, uno a Palermo Trapani, uno qui ad Agrigento Caltanissetta Enna, che interessa nella fattispecie l'Hotel dei Pini e l'Hotel Federico II di Enna, poi abbiamo un girone a Ragusa e Siracusa, uno a Giardini e Catania, l'altro a Messina e Taormina. Un impegno importante, obiettivi seri, vogliamo organizzare bene questo torneo, nello stesso tempo vogliamo promuovere la terra di Sicilia, la meravigliosa terra di Sicilia, vogliamo dare un grande segnale sociale di contrasto a tutte le violenze e faremo anche un'iniziativa di beneficenza in favore della Casa di Lucia, che è un'organizzazione che in memoria di Lucia Pepe, una ragazza morta a 102 anni per un male incurabile, è particolarmente impegnata in favore dei diseredati, in favore dei più deboli, in favore dei poveri, in favore dei migranti. Ecco, questo è l'impegno di questo comitato regionale, un comitato regionale che non si limita più a fare attività sportiva, ma diciamo si occupa di tante altre cose veramente importanti. Qualche numero, Presidente, oggi un centinaio di ragazzi sono coinvolti in questi tornei? Beh, noi diciamo che in buona sostanza vengono le 20 regioni d'Italia, ciascuna con 100 fra atleti e dirigenti, quindi avremo in questi 8 giorni avremo 2000 atleti in Sicilia, soltanto 2000 atleti, poi ci sono tutte le famiglie al seguito, ma queste non siamo in condizione di poterle quantificare, quindi 2000 persone, abbiamo faremo 10.000 pernottamenti, stiamo utilizzando tanti alberghi, tante strutture, abbiamo messo in moto un sistema che funziona, che sta determinando entusiasmo nei sindaci, entusiasmo nelle società, entusiasmo in tutte le persone. Mai come oggi ci sono state tante presenze negli stadi. Gli stadi sono tutti pieni, la gente va a vedere le nostre partite, noi abbiamo un compito, quello di dare un segnale importante a tutte le persone che ci vengono a vedere, un segnale di fair play, un segnale di rispetto, un segnale che vada in contraddizione con quello che succede normalmente ai campi di calcio. Qua noi ci dobbiamo divertire, dobbiamo fare sport. Sindaco, un torneo di calcio che interessa i più giovani, che sta coinvolgendo la nostra provincia con un centinaio di ragazzi, le famiglie appresso, ecco un momento bello del calcio che Agrigento ospita. Sì, è la prima volta che succede un evento del genere, il calcio dilettantistico che gira la Sicilia ma che parte da Agrigento, e non a caso parte da Agrigento. Ringrazio infatti il Presidente Sandro Morgana per aver fortemente voluto questa iniziativa qua nella nostra città. Agrigento è capitale italiana della cultura, quindi portiamo in giro per l'Italia il nome della nostra città. Il partire da Agrigento per noi è significativo. Ripeto, non è mai successo che questo torneo partisse dalle nostre, diciamo, dalla estrema periferia della penisola, si è sempre fermato nelle parti centrali dell'Italia, adesso invece si è ribaltato, si parte dal sud per arrivare fino al nord. Porto Empedocle oggi accoglie un centinaio di ragazzi dei tornei giovanili di calcio, un momento anche, diciamo, per lo sport di stare insieme e crescere. Sì, sicuramente è un momento molto importante e ci riempie d'orgoglio, e ringrazio il Presidente Morgana, ringrazio Santino Lopresti e tutti quanti si stanno adoperando per realizzare questo torneo qua in Sicilia, che è un sogno inaspettato, portare questo torneo in Sicilia. Ci aiuta a far crescere il nostro territorio, a far conoscere i nostri usi, i costumi, i nostri profumi. È importante anche perché questo torneo ci consente anche di far conoscere il nostro territorio, i nostri litorali, i nostri beni culturali. Oggi è stato il primo giorno è iniziato questo torneo e ci auguriamo intanto li ringraziamo per essere qui a Porto Empedocle, speriamo che trovino la giusta accoglienza che si meritano. Siamo qui a testimoniare che il nostro territorio è capace anche di accogliere.
Vediamo ora un servizio sulla domenica sportiva del campionato di Serie D Girone I, curata dal collega Carmelo Lentini. I risultati di questa 31esima giornata affermano quanto ipotizzato in anteprima, cioè classifica rivoluzionata a causa di alcuni risultati davvero eclatanti. Partendo dalla vetta, la Regina ha superato la Nissa e ha accorciato enormemente le distanze dal Siracusa, approfittando della sosta di quest'ultima. Morale della favola, campionato sempre più aperto per il salto di categoria e distacco di appena un punto a 3 sole giornate dalla conclusione. Da questo momento in poi chi sbaglia brucia la stagione. In attesa sconfitta interna delicata, chi cede alle Leota con il Paternò con il risultato di 2-3. Adesso la classifica si fa davvero critica. Stesso discorso vale per il Castrum Favara che ha perso a Scafati con il risultato di 1-3. Come detto prima, la Regina ha superato la Nissa per 3-1, l'Enna cede tra le mura amiche con la Vibonese per 1-3. Il campionato adesso anticiperà la 32esima giornata a giovedì prossimo 17 aprile con i seguenti incontri che interessano direttamente le agrigentine: Castrum Favara Ragusa e San Biase Licata. Poi si osserverà la sosta pasquale e si riprenderà il 27 di aprile. Ma vediamo quali sono stati i risultati in generale di questa 31esima giornata. Città del Ciriale batte San Biase 2-1, Città di Sant'Agata e Pompei 1-1, Enna Vibonese 1-3, Licata Paternò 2-3, Novicea Virtus San Cataldese 2-0, Ragusa Locri 2-1, Regina Nissa 3-1, Scafatese Castrum 3-1. Ha riposato il Siracusa per una classifica che vede il Siracusa con 69 punti e Regina con 68, mentre per la zona bassa della classifica le dirette interessate per i playoff e le squadre che retrocedono in eccellenza sono Castrum Favara 29, Enna 28, Licata 25, Città di Sant'Agata 24, Locri che, con 22 che dovrebbe fare compagnia all'Acregas che è stato escluso dal campionato. La Castrum Favara perde per 3-1 contro lo Scafati e entra in zona play-out. La situazione in classifica si complica a 3 giornate dalla fine del campionato. Ce ne parla meglio in questo servizio il collega di Favara, Giuseppe Moscato. La Castrum Favara torna dalla trasferta in terra campana con una pesante sconfitta per 3-1 ad opera della Scafatese, terza forza del campionato nazionale di Serie D Girone I. Sconfitta che, aggiunta ai 2 pareggi consecutivi tra le mura amiche con la San Cataldese e la Nuova Egea Virtus ed ancor prima con le sconfitte subite a Siracusa e quella pesantissima in casa ad opera del Pompei, hanno fatto precipitare la Castrum Favara nella zona play-out. Una situazione che nessuno si sarebbe immaginato di trovare in relazione anche all'ottimo percorso fatto nel girone di andata. Adesso lo spettro dei play-out è diventato una cruda realtà. Che a Scafati i gialloblu avrebbero sofferto lo si sapeva, troppo forti gli avversari dall'alto della loro posizione in classifica. Il vantaggio dei campani arriva al 12° con Vacca con un perfetto tiro rasoterra da fuori aria che sorprende Scuffia. Il raddoppio arriva dopo meno di 10 minuti con Foggia. Castrum Favara prova a reagire, Di Dio in panchina al posto dello squalificato Infantino muove qualche pedina, effettua qualche sostituzione, i gialloblu si fanno più intraprendenti e accorciano le distanze al 36° con Mudasiru che approfitta di 2 incertezze difensive e con un preciso destro batte il portiere campano. Anche nel secondo tempo il Favara cerca in tutti i modi di riprendere la gara, ma al 78° arriva la mazzata definitiva, fallo di Mudasiru su potenza e rigore che dal dischetto trasforma Molinaro. Il finale è della San Cataldese che sfiora il poker più volte, quarta rete evitata in più occasioni da un attento Scuffia. Giovedì si torna di nuovo in campo, in casa con il Ragusa, in quello stadio Bulcoreri dove la vittoria manca dal 12 gennaio scorso.
Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sulla Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.